essere tornato a casa ai nostri microfoni, il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto racconta la terribile esperienza del contagio e i giorni in terapia intensiva. L'indice del contagio in Veneto, tra i più alti d'Italia, sta crescendo, avverte Zaia, rischiamo di cambiare fascia, appello al governo, con troppe ordinanze e DPCM rischiamo la ribellione. Presidio dei sindacati per chiedere alla Regione un tavolo permanente in cui trovare soluzioni per i dipendenti delle RSA. Manifestazione del commercio, ambulanti in piazza Ferretto a Mestre, il settore è quasi fermo da un anno e con pochi ristori. enne figlio violento allontanato da casa dopo aver maltrattato la mamma per anni, sono intervenuti i carabinieri. Aveva 19 anni il giovane di Mira, morto a Vigonza, l'auto in cui viaggiava è uscita di strada, in gravi condizioni l'amico che era al volante. Dalla messa di Natale anticipata ai fedeli smarriti in questa seconda ondata della pandemia, guardando al futuro, stasera il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, ospite di Ring. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque, a poche ore dalla dimissione dall'ospedale dopo un periodo di ricovero anche in terapia intensiva per coronavirus, il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto racconta la sua difficile esperienza di positivo al Covid. Questo è un virus che ti prende un po' alla volta, senza che tu te ne accorgi. E quando te ne accorgi può essere tardi. E questa è la pericolosità di questa malattia. Non c'è ancora il vaccino, non c'è una cura specifica per questa malattia. Senza vaccino, senza una cura specifica per il Covid, bisogna stare attentissimi. Sta meglio il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto. Sabato è stato dimesso dall'ospedale civile San Giovanni e Paolo. Il Covid però è stato un calvario che ha attraversato quasi tutto il mese di novembre. Come spesso avviene col coronavirus è difficile stabilire dove e come sia avvenuto il contagio. Quel che è certo è che a inizio mese il tampone ha confermato i sospetti su quei sintomi che fino ad allora erano stati molto leggeri e lo erano rimasti anche la settimana seguente in isolamento a casa. L'allarme è arrivato da un collasso cardiocircolatorio che ho avuto e lì il medico mi ha fatto ricoverare via d'urgenza perché avevo già un polmone che era fortemente interessato. È trascorso anche un periodo in terapia intensiva. Ho trascorso 4 giorni in terapia intensiva, 2 dei quali con il casco e 2 e mezzo. E l'ultimo, diciamo, l'ho passato senza il casco. Sono rimasto 4 giorni complessivamente, dal 19 al 22. Se non avessi avuto quel collasso, quel segnale che lo ha fatto intervenire in tempo, dice oggi Zappalorto, forse la sua situazione si sarebbe compromessa. Al Civile di Venezia è stato ricoverato sia il reparto Covid del professor Bonanome che di rianimazione e terapia intensiva del dottor Maggiolaro, strutture tecnologicamente avanzate e sensibili dal punto di vista umano, ma la terapia intensiva rimane comunque un'esperienza forte, dove perdere un vicino di letto che non ce l'ha fatta è una costante drammatica. Che cosa si pensa in quei momenti? Questa è una bella domanda. Si pensa a tutto, a tutta la vita. Si pensano anche agli amici di quando avevi 3 anni, a tutto quello che hai fatto, tutto quello che non sei riuscito a fare, si pensa a tutto. E c'è attesa per il DPCM nel quale dovrebbe essere regolata anche la giornata del 25 dicembre tra restrizioni e coprifuoco. Allora noi vi proponiamo il sondaggio questa sera e vi chiediamo: cenone e Natale senza parenti? Vedete in sovraimpressione i numeri, se dite sì componetelo 0422 1626 691, se invece volete dire no componetelo 0422 1626 690. Il risultato di questo sondaggio come sempre
questa sera nella nostra trasmissione Ring. Sull'indice del contagio si è soffermato oggi il governatore Zaia, sta crescendo, dice rischiamo di cambiare fascia, il tema resta quello degli assembramenti. A tal proposito Zaia si appella al governo, non possiamo andare avanti a suon di ordinanze e DPCM e rischiamo di ottenere l'effetto contrario. Io sono convinto che se non investiamo nell'evitare gli assembramenti rischiamo di avere l'R-T che inizia ad alzarsi e l'R-T che si alza vuol dire che l'incidenza dei contagi riprende quota, noi passiamo a un colore diverso di zona. Più che una previsione è una convinzione quella del governatore Zaia, che guarda la curva epidemica di questi giorni con crescente preoccupazione. Se i ricoveri ospedalieri tra terapie intensive e area non critica hanno raggiunto la cosiddetta fase di plateau con circa 3.000 posti letto occupati, l'indice di contagio ha ripreso la sua corsa. 1,20. Sì, che era virtuoso, sarebbe stato virtuoso 2 settimane fa. Oggi è tra i più alti a livello nazionale. Perché di certo che se ci mettiamo poco impegno nel distanziamento sociale è inevitabile che l'R-T si alza, non c'entra niente con gli ospedali, è la diffusione del virus. Insomma, il tema resta prepotentemente quello degli assembramenti, ancora troppi, dice Zaia, che allo stesso tempo chiede al governo una campagna di sensibilizzazione. Impensabile andare avanti a suon di decreti e ordinanze, il rischio è quello di ottenere l'effetto contrario, la ribellione. E se pensiamo di gestire questa partita con DPCM e ordinanze da qui ad aprile, perché tale sarà la durata, finirà che si arriverà con lo sfinimento. Finirà che ci sarà la reazione uguale e contraria, no? Ci sarà quella non della assuefazione, ma sarà quella poi del ribellarsi alle continue restrizioni. Allora, secondo me va rinsaldato un patto forte con i cittadini. Sullo sfondo inevitabilmente c'è comunque il DPCM di Natale, con la partita ormai emblematica degli impianti di risalita, con gli assessorati al turismo delle regioni dell'arco alpino, Veneto compreso, che hanno presentato al governo un'ipotesi di mediazione che prevede in sintesi la possibilità di aprire gli impianti di risalita già a Natale per gli ospiti degli alberghi e delle seconde case. Per Zaia si tratta del minimo sindacale. Sarebbero i motori al minimo. Gli assessori hanno voluto dire: guardate che esiste una condizione oltre la quale non si può andare, che è quella dei motori al minimo. Non è la proposta delle regioni per gli impianti. Per gli impianti io vado a portare la proposta che ci dicano cosa vogliono fare con gli assembramenti a 360 gradi, poi capiamo. Altra partita, quella della distribuzione dei vaccini anti-Covid, a partire dal siero Pfizer, che necessita di particolari condizioni di conservazione. Vi avviso già che abbiamo comprato i frigoriferi, i congelatori, quelli da meno 80 li abbiamo già comprati e siamo pronti. Presidio dei sindacati per chiedere alla Regione un tavolo permanente in cui trovare soluzioni per i dipendenti delle RSA. Molta preoccupazione, perché sono passati mesi e qui niente si muove. Noi dovremmo fare squadra con la Regione, lavorare tutti assieme per trovare soluzioni per i lavoratori e per il servizio che danno quei lavoratori. Avete visto tutte le condizioni delle RSA, non solo nel Veneto ma anche in altre parti d'Italia. Erano state promesse premialità, non abbiamo visto nulla, era stato promesso un tavolo, non abbiamo visto nulla. Io credo che non si possa gestire così, nell'interesse dei lavoratori che devono essere tutelati. Presidio dei sindacati davanti alla sede della Protezione Civile di Marghera per chiedere alla Regione un confronto stabile, che sostengono non esserci stato, e trovare soluzioni sui lavoratori delle strutture per anziani. A luglio avevamo fatto un accordo con l'assessore Lanzarin a Palazzo Balbi con 3 punti fondamentali: la premialità per i lavoratori interessati al Covid dell'RSA, l'assunzione di personale e una nuova definizione degli standard assistenziali. Sono passati 3 mesi e quel tavolo non c'è mai stato. Il problema degli organici, soprattutto nell'RSA, è un problema che parte da lontano, sia per quanto riguarda il problema degli infermieri, ma anche per il personale OSS, e oggi con le assunzioni che sono state fatte in sanità ovviamente ha contribuito a ridurre ancora di più la presenza di queste figure. In più poi il alto numero di contagi sta diventando veramente una tragedia all'interno di queste strutture. Chiediamo al tavolo di mettere in atto delle azioni urgenti per coprire la situazione
dell'urgenza della pandemia, ma poi pensare anche a lungo termine, perché poi queste situazioni non si debbano ripresentare. Immediata la risposta dell'assessore Lanzarin. Stiamo veramente cercando di trovare tutte le soluzioni possibili, stiamo cercando di coinvolgere appieno il sistema sanitario, quindi i direttori generali su questo sono sul pezzo insieme ai loro direttori sanitari e sociosanitari. Siamo vicini sicuramente ai lavoratori e abbiamo anche aperto i canali come Commissione Salute nazionale, come Conferenza delle Regioni, portando al governo e al ministro anche la situazione delle strutture residenziali per anziani, chiedendo quindi intanto di inserire dei ristori. Ed ora parliamo della manifestazione del commercio ambulante che si è svolta in piazza Ferretto a Mestre. Il settore è quasi fermo da un anno e con pochi ristori. I primi BCM dell'inizio anno ci hanno completamente bloccato, non ci riconoscono nessun ristoro. Nelle linee guida non siamo all'interno dei codici Ateco, noi siamo fermi, ci fanno fare qualche mercato. Si sentono trascurati, lasciati in balia di una crisi terribile. Per certi versi gli sembra d'essere gli invisibili della crisi del Covid. Eppure sono tantissimi gli operatori del commercio ambulante in Veneto. In piazza Ferretto a Mestre ne manifesta una parte, sotto le insegne del Goia, il gruppo organizzato indipendenti ambulanti. Qualche ristoro è arrivato a marzo, i famosi 600 euro, subito dopo ce ne hanno chiesti 9,50 di INPS per 3 volte, quindi capite bene che se ci danno 1.200 euro e ce ne chiedono 3.000 di INPS, i conti non tornano più. In quanti siete a vivere questa situazione in Veneto? In Veneto siamo circa 18.000 aziende, in Friuli siamo altre 4.000 aziende, parliamo di 22.000 aziende circa, con un indotto che è più del doppio. A Venezia il commercio ambulante è completamente azzerato, in una crisi che a catena coinvolge un po' tutti, tra chi è chiuso, chi rimane chiuso perché senza clienti aprire costerebbe di più e chi ha cessato l'attività. Ci sono alberghi che stanno vendendo, alberghi che non riapriranno, bar, ristoranti, insomma tutte le attività oramai sono coinvolte. Si ha un calo degli incassi in questo momento anche del 100%, almeno il 60% dell'attività chiuderà a Venezia, centro storico, e Mestre non è da meno, basta fare un giro per questa piazza Ferretto per rendersi conto della situazione. Il negozio su 2 è chiuso e siamo in pieno centro. Il commercio ambulante vorrebbe essere ascoltato, vorrebbe concordare una strategia con le istituzioni, offrendo tutta l'esperienza che solo chi lavora sul campo può avere. Parliamo non con comitati, con manager o con persone che non sanno cosa vuol dire essere in piazza. Parlate con noi le soluzioni siamo incapaci a darle. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali e continuiamo con la cronaca. Figlio violento allontanato da casa dopo aver maltrattato la mamma per anni. Sono intervenuti i carabinieri. Maltrattamenti che andavano avanti da 6 anni. È dal 2014 che la madre di un 45enne di Stra si ritrova a subire i suoi comportamenti violenti. Dopo la denuncia sporta qualche mese fa, sabato i carabinieri hanno dunque eseguito nei confronti dell'uomo un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, una misura emessa per il reato di maltrattamenti. La donna infatti ha raccontato che nell'ultimo periodo è stata vittima del figlio, fin dal 2014, anno in cui il 45enne avrebbe cominciato ad abusare di alcol e droga. Aveva solo 19 anni il giovane morto ieri a Vigonza. L'auto in cui viaggiava è uscita fuori strada in gravi condizioni, anche l'amico che in quel momento era al volante. È finita fuori strada dopo aver travolto 2 contatori del gas, la Peugeot 208 bianca, a bordo della quale viaggiavano 2 amici, 19 anni appena. Il bilancio è drammatico. Morto il passeggero, in gravi condizioni il conducente. Una domenica di sangue in via Carpane a Vigonza. Erano le 16:10 quando l'auto, forse a causa della velocità, è sbandata finendo la sua corsa sul ciglio della strada dopo aver divelto una recinzione.
Inutili drammatici tentativi di rianimazione dei sanitari del SUEM 118. Per Sammy El Fartas, residente a Mira, non c'è stato nulla da fare. Un giovane dal cuore grande, elettricista, era stato tra gli angeli dell'Acqua Grande a Venezia solo un anno fa. In gravi condizioni l'amico, che adesso rischia di essere indagato per omicidio stradale, ricoverato in ospedale a Padova. Un intervento molto delicato per i vigili del fuoco sul posto, perché si temeva un danno ai contatori del gas. I tecnici per questo ne hanno interrotto la fornitura in zona. A cercare di ricostruire l'esatta dinamica del terribile incidente, la Polizia Stradale di Padova. Ed ora la morte di Remo Sernagiotto. Il mondo della politica si ferma per onorare una figura a volte discussa, ma che ha sempre portato avanti le sue battaglie e i suoi valori. La notizia di ieri è stata un fulmine a ciel sereno, cioè mai avrei pensato che a 65 anni Remo potesse perdere la vita. Di lui ricordo la voglia di fare, il sorriso, la positività, il condensato di energia. Insomma, chi l'ha conosciuto capisce che queste parole hanno un senso quando si descrive appunto Remo Sernagiotto. Lo ricorda così il governatore Zaia prima di iniziare il punto stampa. Il mondo politico piange la scomparsa di un uomo che sapeva portare avanti le sue battaglie. Ciao Remo, un post che raccoglie il dolore della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che lascia in queste parole su Facebook il suo ricordo. Con Remo se ne va un politico appassionato e competente, un uomo delle istituzioni che amava profondamente la sua terra e l'Italia. Ci mancherai. Anche dall'Europa, ultimo impegno politico di Sernagiotto, il messaggio del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, con una nota su Twitter. Sernagiotto è sempre stato capace di affrontare i problemi con preparazione, scrupolo, curiosità e la non comune capacità, di fronte alle tensioni, di saper sdrammatizzare e sorridere. Ad accompagnarlo nel suo percorso a Bruxelles, Raffaele Fitto. Un uomo pieno di vita, un uomo che sorrideva alla vita, era un inno alla vita, era sempre proiettato sul futuro, era un vulcano, sempre pieno di iniziative. E poi l'amico di mille battaglie, Leonardo Padrine, che lo descrive con parole semplici. Lui dice travolgeva tutti con il suo carattere. Remo viveva il suo impegno politico come viveva anche la sua vita privata, un grande entusiasta della vita, un grande generoso, una persona che aveva sempre comunque attenzione per chiunque gli rivolgesse una parola, un saluto. Ha sempre dato, perché questa è la verità di Remo Sernagiotto, per chi l'ha conosciuto davvero fino in fondo. Il ricordo del sindaco di Treviso, Mario Conte. Una persona che ha lasciato il segno nel Veneto e nei nostri territori. La morte non ha colori né idee politiche. Il gruppo consigliare regionale del PD, in una nota, si è stretta il dolore dei familiari. Siamo vicini alla famiglia, ai colleghi e agli amici per l'improvvisa scomparsa di Remo Sernagiotto. A loro vanno il nostro cordoglio e la nostra vicinanza. Siamo arrivati quasi al termine, non perdetevi questa sera la trasmissione in prima serata Ring, ospiti Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, Walter De Cassan, presidente Federalberghi Belluno, l'onorevole Alex Bazzaro della Lega, Paolino Barbiero dello SPID CGIL pensionati e Andrea Michalizzi, vice sindaco di Padova. E questa era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Bentrovati al meteo. Pressione in calo, arriva una perturbazione, tempo dunque in graduale peggioramento e clima freddo. Il dettaglio di martedì 1 dicembre. Sul Veneto inizialmente sarà stabile con ampie schiarite soleggiate. Dal pomeriggio però la tendenza sarà per un aumento della nuvolosità a partire da ovest. Precipitazioni in genere assenti, non si esclude però qualche debole piovasco sulle zone occidentali in serata. Temperature come detto in calo, minime tra -5 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra i 6 e gli 8 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo un ampio soleggiamento, bel tempo, cielo coperto però con il passare delle ore, tuttavia senza piogge associate.
Temperature minime sotto lo 0, massime sugli 8-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui il cielo sarà via via più nuvoloso a partire dal pomeriggio, con neve a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno a meno 6 gradi, massime invece sui 4-6 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.